Dove si possono trovare un aspirapolvere, un lampadario, un carretto usato dai netturbini per la raccolta rifiuti e persino mezzo metro di osso di animale, forse di bue. Che i fondali del Canal Grande possano riservare incredibili sorprese lo sa bene la squadra di gondolieri sub che la notte scorsa ha dato il via al secondo ciclo di immersioni per la raccolta di rifiuti nei canali e rii veneziani, promossi dalla loro associazione in accordo con il comune. Una consapevolezza presente in tutti, tanto che nel corso dell'intervento è stato necessario utilizzare anche la piccola gru dell'imbarcazione messa a disposizione da Veritas. Gran parte delle cose che vengono recuperate purtroppo fanno parte di quella che è la maleducazione o un non troppo sano divertimento di qualcuno che spesso è veneziano. Quindi vuol riparare un attimo quelli che sono i disagi, anche se in realtà non li vediamo, di noi stessi. Ed è una bella prova, è un esempio per quella che deve essere, appunto, esempio per la nostra comunità. Non sono mancati momenti di tensione per un gondoliere sub rimasto incastrato sul fondo di un'imbarcazione per un problema tecnico, ma tutto si è risolto senza alcuna conseguenza. I gondolieri hanno continuato a immergersi aiutati dalle boe di sicurezza che illuminavano la fredda notte veneziana. Di notte perché? Di notte perché in Canal Grande con la circolazione abbiamo sicuramente dei movimenti molto limitati lungo il canale, quindi di notte perché il traffico è molto più alleggerito ed è più facile anche limitarne il passaggio. In supporto all'intervento dei gondolieri anche un natante del gruppo volontari di protezione civile di Venezia con a bordo 4 operatori. Anche questa operazione ha dato i suoi frutti proprio come le 5 precedenti in cui sono state ritrovate un totale di 2,5 tonnellate di rifiuti. Il prossimo appuntamento è il 1° dicembre, la mattina è Rio di San Luca, dove i nostri gondolieri daranno ancora prova del loro amore per questa città.